Sono già 22 i progetti accreditati per l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Italia-Croazia, un contributo all'inventiva di operatori del turismo lungo le due sponde dell'Adriatico, in un momento in cui il mare fa incetta di gradimento anche nella stagione invernale. Di buon auspicio la performance di Jesolo che tra presepi, mercatini, mostre di livello ed eventi è la sorpresa delle festività. La Regione Veneto è stata scelta come regione che ha il compito di gestire questo processo per tutta la costa adriatica, quindi sia per l'Italia che per la Croazia. Sono molte quindi le province interessate e 8 sono le contee croate che fanno parte di questo progetto. È partito il programma, non con poche difficoltà devo dire, anche perché bisogna impegnare molto organico della regione per far questo e siamo un po' sotto organico e di questo ringrazio anche la mia direzione, però il lavoro è stato fatto, i primi 4 bandi sono stati portati a termine, ora successivamente partiranno altri 4 bandi per un totale di investimento di 80 milioni di euro. Ovvio che una parte di queste risorse ricadranno anche nel territorio regionale, nelle province interessate, quindi bagnate dal mare Adriatico, e quindi sarà positivo non solo per l'ente pubblico ma anche per le imprese del territorio che investono soprattutto sul settore marittimo blu, quindi ecosostenibile, inventandosi anche qui, perché no, nuovi prodotti turistici sostenibili. Il turismo evolve, la sua evoluzione deve essere accompagnata da strumenti che agevolino il cambiamento. La Regione Veneto ha varato un disegno di legge per incentivare soluzioni ricettive e innovative, dalle case sugli alberi alle camere in grotta e a tante altre proposte insolite. Un turismo che guarda il territorio per promuoverlo a livello mondiale, e il brand Venezia non può che essere la firma che traina nel rispetto dell'identità dei veneziani doc, che lamentano di essere sopraffatti da flussi in aumento da controllare senza reprimerli. Non è un caso che abbiamo cambiato il brand della regione, che si chiama Land of Venice adesso, e quindi cambiato rispetto tra terra e il cielo, proprio perché vogliamo far capire che dietro a Venezia ci sono altre terre che hanno delle specificità, che sono poco distanti da Venezia. Pochi sanno che a 1.5 ore di macchina ci sono le Dolomiti, oppure a 1 ora le colline, oppure anche le colline del Prosecco, piuttosto che le colline della Valpolicella o altro ancora, o altre città importanti come Padova e Vicenza Verona. Land of Venice è anche una titolazione meno provinciale, mi passi la provocazione, di tra terra e cielo, il che significa, si è capito, che la salvaguardia di un'identità però non può essere la chiusura di campanile, ma deve essere di respiro internazionale, altrimenti lì nasce e lì resta. Assolutamente sì, e il fatto, ripeto, di utilizzare il brand Venezia dà questa possibilità. Ovviamente noi siamo contenti di partire dal territorio, salvaguardare il territorio, però in sostanza noi pensiamo globale, agiamo locale, o potremmo dire anche il contrario, pensare locale per agire globale.